Buongiorno notizia. Lo sport. 9.46, torniamo in studio per Buongiorno Notizie. Apriamo appunto la pagina sportiva prendendo anche spunto da Studio 90 Notizie. Parliamo di calcio, della partita del Catania con i rossazzurri che ieri nel turno infrasettimanale hanno frenato ancora in trasferta pareggiando con la Reggina per 1-1, una gara difficile e sofferta che possiamo commentare grazie all'aiuto del collega Luigi Pulvirenti. Ciao Luigi. Buongiorno Antonio e buongiorno ai radioascoltatori. E allora solo un pareggio, forse c'è un po' di delusione alla luce anche di quanto visto. Si può parlare senz'altro di occasione sprecata alla luce un po' di quello che è stato lo svolgimento della partita, che ha visto il Catania per larghi tratti sicuramente nel corso di tutto il primo tempo e anche nella prima parte della seconda frazione di gioco controllare lo svolgimento della gara e avere, dopo essere passata in vantaggio con il gol di Piscitella, la possibilità di raddoppiare con la clamorosa occasione data dal palo colpito da Russotto. Però insomma la categoria è questa, basta una disattenzione difensiva, perché è quello che è successo in occasione del gol del pareggio degli Amaranto, con un errore abbastanza grossolano del brasiliano Drauzio o Gil, ancora non abbiamo capito un po' come chiamarlo, nel piazzamento, e così la Reggina non soltanto ha pareggiato i conti, era entrata in partita e per certi aspetti anche un po' messo in difficoltà il Catania. Però facendo un bilancio credo si possa parlare di occasione sprecata per il Catania. Abbiamo scritto sul sito Studio 90 Notizie gara altalenante, non c'è la costanza, questo può essere determinato anche dalla stagione che è appena agli inizi e quindi da una condizione atletica non sufficiente. Non solo questo, che sicuramente c'è, anche se a me pare che il Catania tutto sommato abbia una buona condizione atletica. Io credo che ancora il tecnico Rigoli non abbia fatto delle scelte definitive né per ciò che concerne il modulo né per ciò che concerne gli uomini. Insomma, se vogliamo, ieri la notizia è stata l'esclusione, a parte di Bergamelli, che poi vedremo, non si capisce per quale motivo. Una volta che il giocatore è rimasto a Catania non venga impiegato, non credo che sia più una questione infortunio, almeno magari poi ci sbagliamo, ma soprattutto l'esclusione di Silva e Khalil, che nella partita in casa con la Juve Stabia, purtroppo l'ultimo che il Catania ha disputato al Massimino per le note vicende che hanno visto lo spostamento della gara in programma domenica scorsa, che avevano fatto molto molto bene, sono stati sostituiti anche per garantire un assetto tattico diverso alla squadra, con un 4-2-3 che ha sostituito quella impostazione con il brasiliano schierato nel ruolo di trequartista e le due punte avanzate Russotto e Paolucci. Quindi dobbiamo capire se poi si arriverà in realtà a questa duplice forma di schieramento in campo, a seconda che il Catania giochi al Massimino fuori casa, quindi con Khalil dietro Paolucci nel caso in cui si giochi appunto tra le mura amiche, ovvero questa diversa disposizione in campo con una squadra più larga, con un 4-2-3 un po' più classico quando si va fuori casa. Di certo che però, Antonio, le altre corrono, il Catania, se assommiamo anche la penalizzazione dei 6 punti, ancora si trova a -1 in classifica. È vero che abbiamo una partita da recuperare, però in prospettiva in un campionato di vertice non facciamoci prendere dall'ansia e dalla frenesia, però la classifica un po' comincia a fare impressione e siamo in fondo soltanto alla quarta giornata. E proprio di questo ti volevo parlare. Può essere un condizionamento psicologico vedere in classifica questo segno meno? Ma io credo che inevitabilmente lo sia, nonostante la forza della squadra, che secondo me è tra le prime 3 formazioni di questo campionato per quanto riguarda l'organico, sicuramente insieme a Lecce e al Foggia. Bisognerà vedere se di contro, quando questi 6 punti speriamo vengano, a quanto pare ci sono buone possibilità, ridati al Catania, ci possa essere uno scarto psicologico di senso quale è contrario, quindi un maggiore entusiasmo e una maggiore capacità di recuperare il tempo che un po' è stato perduto. Grazie a Luigi Pulvirenti, rimani con noi ancora per qualche minuto, presentiamo la prossima sfida, così noi ci fermiamo 10 minuti al termine di Buongiorno Notizia, rimanete con noi. Studio 90 Italia, la radio che parla. Buongiorno Notizia. Approfittiamo della presenza del collega in studio Luigi Pulvirenti per continuare a parlare di Catania e per presentare la prossima sfida. Abbiamo parlato della gara di ieri, domenica si rigioca, il Catania ancora in trasferta a Matera, tra l'altro Matera che procede spedito, quindi una gara difficile da prendere con le molle. Assolutamente,
Insomma, i lucani, dopo una stagione, quella appena trascorsa, che non è stata all'altezza delle loro aspettative, considerando che nella stagione 2014-15 il Matera era arrivato addirittura fino alla finale dei playoff promozione, quindi fino alla fase finale, dimostrando una solidità societaria e una certa perseveranza nel cercare l'obiettivo grosso, quindi la promozione in Serie B. Quest'anno sono partiti davvero con il vento in poppa, a 10 punti in classifica, alle spalle del Lecce trita tutto di queste prime giornate di campionato. Ieri un 3-0 al Catanzaro, che magari non sarà la formazione più attrezzata della Lega Pro, però insomma è sempre una squadra di blasone comunque ostica da affrontare, quindi sarà un banco di prova del Catania chiamato alla terza trasferta consecutiva, e già un primo test per capire davvero qual è la dimensione di questa squadra, anche perché un altro pareggio fuori casa, per non parlare dell'ipotesi peggiore, che comunque sarebbe anche un buon risultato se consideriamo anche il valore dell'avversario sicuramente, però per la situazione che si è creata potrebbe far segnare un ulteriore, come dire, allargarsi di questa forbice con le squadre di vertice, che comunque dovrebbero essere, come l'obiettivo del Catania. Forse la cosa migliore da fare è non pensare alla classifica in questo momento, anche perché il campionato è lungo ancora. Il campionato è lungo, abbiamo la tara dei 6 punti, potrebbero restituirceli se ebbe raccolto il ricorso alla FIFA, di cui sappiamo. La cosa più importante è che venga data un'identità certa alla squadra, perché il materiale umano c'è, è abbondante e anche di grande qualità. Credo che debbano essere fatte alcune scelte, fosse per me, ma io non sono, come dire, il tecnico del Catania, ma soltanto un modesto commentatore. Farei sempre giocare Silva, perché a parte qualche, come dire, tratto di inesperienza che comunque il giocatore ha manifestato in questo inizio di stagione, mi pare che le qualità che invece ha confermato possedere, soprattutto in occasione della partita casalinga contro la Juve Stabia, ne facciano forse l'unico giocatore rosa del Catania che può davvero garantire una transizione veloce, cioè il passaggio dalla fase difensiva a quella offensiva, non soltanto con una certa tenuta atletica, ma anche con un tocco di palla che abbiamo visto tra l'altro in occasione, ad esempio, del raddoppio del Catania contro la Juve Stabia. Quindi è un giocatore del quale insomma non farei mai a meno, però poi sulla panchina del Catania c'è Pino Rigoli. Sembra di capire, comunque tu sei ottimista per il prosieguo del campionato. Ma io sono ottimista innanzitutto un po' perché dobbiamo esserlo, perché dopo 3 anni veramente che c'è successo di tutto e di più, dobbiamo cercare un po' anche di scrollarci di dosso questa cappa di negatività che ci ha avvolto per responsabilità che conosciamo, sono chiare, insomma sono in capo alla proprietà del Catania, inutile nasconderci le cose, però è anche vero, diciamo, che senza dimenticare quello che è successo dobbiamo cercare di essere ottimisti, perché è interesse di tutti che il Catania quest'anno possa centrare l'obiettivo grosso, che sarebbe appunto la Serie B, anche e soprattutto per una questione di tenuta economica della squadra, perché io credo che dal passaggio della promozione in Serie B dipenda non soltanto il ritorno del Catania nel calcio che conta, ma forse la sopravvivenza stessa del Catania. Quindi remiamo tutti alla stessa parte, ovviamente i tifosi fanno i tifosi, la dirigenza fa la dirigenza e la squadra le fa la squadra. Grazie a Luigi Pulvirenti, gradito Grazie ospite a voi. di Buongiorno Notizia, speriamo di rivederci presto.